Mancano una ventina di secondi al via della sesta corsa. È il premio Bianco Nicolucci. Sono in 10 cavalli di 5 anni al via. 9 vincitori di 25.000 euro nella carriera. Favorita al momento è Zecchigna con Antonio Di Nardo, allieva di Giuseppe Citarella, che porta i galloni della favorita, una calla che non ha mai vinto in carriera. Vedremo se oggi riuscirà a togliersi la qualifica di Maiden. Si va a partire con l'1 Zenith Jet, Mattia Orlando, 2 Zerena, Marcello Vecchione, 3 Zorador, Roberto Andreghetti, 4 Zecchigna, Antonio Di Nardo, 5 Zelinda, Fabrizio Faedi, 6 Zibellino Matto, VP dell'Annunziata. Seconda fila 7 Zosima, Marco Stefani, 8 0 Giulia Battista Congiu, 9 Zagato, Giuseppe Vitale, 10 Zulegal, Gianvito, D'Ambroso. Gravi problemi per Zagato, che non sarà della contesa. Fa fatica a prendere il trotto, l'arrivo di Giuseppe Vitale. Si parte con la velocità da parte di Zecchigna, la quale prende il comando nei confronti di Zibellino e Matto, che nel tentativo di parcheggiare si apre di galoppo, lasciando così in seconda posizione numero Zenith 6 Jet. Zibellino All'esterno Matto, c'è Zerena squalificato. a precedere il 7 di Zosima. Sembra riuscire a trovare posto in terza posizione alla corda Marcello Levecchione, lasciando così scoperto all'esterno numero Zulegal. 5 Zelinda, 14,6 squalificato. per i primi 200 metri di corsa. All'avanguardia Zecchigna nei confronti di Zenith Jet, poi sempre all'esterno Zulegal che progredisce. All'esterno si porta ai lati di Zenith Jet, terza alla corda è Zerena a precedere Zosima, quindi ancora Zorador che tende a muovere all'esterno, vuole andare a fare la seconda pariglia Roberto Andreghetti. Vedremo se non troverà anticipi nella risalita. 45,3 ritmo allegro imposto dalla battistrada, che viene davanti alle tribune nei confronti di Zenith Jet. All'esterno Zulegal, lungo i birilli Zerena, in pariglia Zorador, poi ancora Zosima e 0 Giulia. Zecchigna in vantaggio. Dopo quasi un chilometro di gara prova ad allungare Antonio Di Nardo nei confronti di Zenith Jet, il chilometro passato in 1,15,5, Zenith Jet secondo alla corda a precedere Zerena in calo, quindi scende alla corda Zulegal, prova a mettersi in moto dalle retrovie, allora Zorador trascinandosi 0 Giulia, sposta all'esterno Zenith Jet che va all'attacco di Zecchigna che ha speso il meglio. Zenith Jet che passa a 400 dalla conclusione, prova di isolarsi dal resto della compagnia. Zulegal che sposta di precisione in anticipo su Zorador, poi 0 Giulia che viene a fare l'arrivo, l'ultima curva passata in 15,3 da Zenith Jet e Mattia Orlando che hanno fatto il vuoto, prova a ricucire il gap Zorador ma è ancora lontano, quindi 0 Giulia in vantaggio Zenith Jet a 50 alla conclusione. Zenith Jet e Mattia Orlando che vengono a dominare nei confronti di 0 Giulia che sul palo piega Zorador. 1,15,4, 15 la dritta arrivo, il successo per Zenith Jet, Mattia Orlando alla guida del training, i colori della signora Scotto di Vetta. Il successo del 5 anni da Ken Workett in percorso di rimessa sfrutta il ritmo alto imposto da Zecchigna ed Antonio Di Nardo, i quali però sono preda dello scatto di Zenith Jet che viene a vincere con l'esultanza di Mattia Orlando tutta la sua soddisfazione sul palo. Il numero 1 che vince, al secondo c'è l'8 di 0 Giulia, al terzo il 3 di Zorador, 1,83, l'ordine di arrivo più che probabile della sesta dal Savio di Cesena.